Buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Una bomba d'acqua ieri sera ha causato l'isolamento di Sauris di Sopra dal Veneto, una corsa contro il tempo per ripristinare la viabilità. Per il sindaco Petris il turismo rischia di pagare un caro prezzo. Da ieri sera Sauris di Sopra è isolata dal vicino Veneto. Un violento temporale ha causato smottamenti e due grosse frane, rendendo di fatto impraticabile la strada per il Cadore. Centinaia di metri cubi di materiale franoso che si sono staccati dalla montagna, una situazione che è apparsa subito molto grave agli occhi del sindaco Hermes Petris, che si è subito interfacciato con i volontari della protezione civile, ma anche con i vigili del fuoco e il personale di Veneto Strade. Seguirà un colloquio con l'assessore regionale Graziano Pizzimenti al fine di capire meglio le modalità, ma soprattutto i tempi per ripristinare la circolazione sulla strada invasa dalle frane che hanno interessato località Moretti e il canale adiacente. Qualora i lavori di ripristino dovessero cominciare subito, la viabilità potrebbe essere ripristinata entro la serata o al massimo domani, altrimenti bisognerebbe attendere lunedì. Palpabile la preoccupazione del sindaco a ridosso del Ferragosto, la sua Sauris rischia infatti di pagare un prezzo troppo alto per il turismo. Siamo entrati in una fase economica calante, ma con un calo che non dovrebbe essere drammatico, attorno al 10% secondo il presidente di Confindustria FVG Gianpietro Benedetti, che lancia un appello importante però per quanto riguarda la manodopera e la legge sulla manodopera. L'economia va su e giù. Oggi stiamo entrando nel periodo giù. Ritengo che non sarà così drammatico. Evidentemente ci sarà caso e caso, ma la discesa non sarà drammatica. Penso, dipenderà da molte cose, anche dalla geopolitica, come vedete, Ucraina, Taiwan. È una geopolitica che sta prendendo forza, la cui evoluzione non è prevedibile. Comunque ritengo che il calo possa girarsi sul 10%. Direi che il tema più importante che vedo è la manodopera. Noi abbiamo una legge per il permesso di soggiorno che è automatica per i laureati, non lo è per i diplomati, non lo è per i specializzati. La Germania, come al solito, ma ancora prima la Svizzera, l'Olanda, hanno modificato la loro legge, hanno emesso anche extraeuropei. La nuova legge tedesca riconosce la specializzazione del paese di origine e di conseguenza questo dovrebbe facilitare i permessi di soggiorno per manodopera tecnica e per i servizi di cui abbiamo bisogno, anche perché i giovani non fanno certi mestieri, anche perché i giovani in prospettiva sono in calo perché la natalità, eccetera, eccetera. Quindi credo che questo per tutti, il fatto di aggiornare questa legge per il permesso di soggiorno sia un fatto prioritario. Scelta difficile ma necessaria è quella del consorzio di bonifica Cellina Meduna. Stop all'irrigazione di mais e soia a partire dal 15 agosto, privilegiate le colture che rischiano la morte della pianta. Dal giorno di Ferragosto le coltivazioni di soia e mais bagnate con l'acqua del Meduna non saranno più irrigate. Le tanto attese piogge non sono arrivate e le scorte del lago di Redona sono praticamente esaurite. Di qui la decisione sofferta e mai presa prima nella storia del consorzio di bonifica Cellina Meduna di abbandonare un certo tipo di coltura. Con i pochi metri cubi al secondo che ancora trasporta il torrente si privilegeranno frutteti, vigneti, orticoltura, erba medica e vivai, ovvero i cosiddetti impianti pluriennali. In assenza di bagnature si rischierebbe la morte della pianta, oltre che la perdita del raccolto. Una scelta difficilissima ma necessaria che la deputazione del consorzio ha assunto a causa di un quadro meteo eccezionale e inedito, ha spiegato a proposito il presidente dell'ente, Walter Colussi. Solo il contingentamento dei consumi che abbiamo messo in atto lo scorso 20 giugno ci ha permesso di avere acqua per tutti fino a metà agosto. In caso contrario, già a luglio non avremmo più potuto gestire il servizio, compromettendo l'intera produzione dell'asta del Meduna. La polizia stradale di Udine Pordenone ha fermato nell'area di servizio di Gonars un camion destinato al trasporto di bovini che, sebbene viaggiasse privo di carico, aveva il piano con la lettiera intrisa di liquami. Gli è stata comminata all'autotrasportatore una sanzione amministrativa di 430 euro, oltre a una sanzione relativa all'uso del cronotachigrafo. Uno dei componenti della banda che 15 anni fa fece eruzione in una villetta isolata della provincia di Bologna, abitata da una coppia di
di anziani immobilizzati legati a una sedia è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Aurisina. Sull'uomo, un cittadino romeno di 44 anni, pendeva un mandato di cattura, deve scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione per rapina in abitazione. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato al carcere del Coroneo. A spasso a Tolmezzo, con stupefacente e tirapugni, un uomo e una donna provenienti dal Veneto sono stati denunciati dalla polizia locale della Carnia, fermati in macchina per un controllo. Con sé avevano appunto della droga e un pugno di ferro. Individuati e denunciati 4 minorenni responsabili di vandalismi commessi nelle ultime settimane in piazzetta del Portello a Pordenone. La Polizia di Stato ha deciso di adottare un'azione repressiva quando in alcune circostanze si erano evidenziati atti di teppismo con lancio di sassi nei confronti delle auto in transito nel parcheggio sottostante. I responsabili della sassaiola sono stati denunciati alla Procura del Tribunale dei minori di Trieste. Parliamo di Covid con l'ondata estiva che sta mollando la presa. A dirlo i dati di ieri in calo, come ci ha sottolineato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il quale ha parlato anche della situazione per quanto riguarda il West Nile. Il tema West Nile, come sapete, è un tema che ormai è presente soprattutto nel nord Italia ormai da alcuni anni. Tutti i sistemi sono allertati, come sapete settimanalmente il nostro istituto pubblica dei bollettini, certamente il Centro Nazionale del Sangue, ma tutti i centri che si occupano del sangue sono molto allertati, molto attenti, e anche grazie a loro che riusciamo a continuare a garantire il sangue alla popolazione. Situazione Covid, in che momento siamo e cosa ci aspettiamo per i prossimi mesi? Insomma, l'autunno si avvicina. Ma la situazione Covid, lo vedete anche dal bollettino che ieri è stato pubblicato, in questo momento siamo in decrescita come numero di nuovi casi, e in decrescita anche, è iniziata la decrescita anche dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica. È una sequenza che ormai conosciamo, no? Ci sono degli sfasamenti rispetto a questo. La variante oggi che domina è la variante BA5, però c'è questo sistema di monitoraggio che ormai va avanti dall'inizio della pandemia, anche delle varianti, che sta monitorando continuamente. È importante mantenere elevata l'immunità e poi essere preparati ad affrontare gli scenari autunnali. E Brusaferro era presente oggi in Piazza Libertà a Udine a un appuntamento importante con l'inaugurazione della nuova autoemoteca in dotazione all'Associazione Friulana Donatori Sangue, dopo soli 18 mesi tra la sua progettazione e la realizzazione, anche grazie al contributo anche tecnico della Danieli di Butrio. Presidente Flora, qual è l'importanza di questo mezzo che oggi è stato ufficialmente inaugurato? L'importanza è enorme per tutto il territorio, soprattutto perché andrà a affiancare la già automoteca che abbiamo. Questo è un mezzo, come abbiamo detto, ipertecnologico, molto importante, anche perché è nato nel momento di una pandemia ed è stato studiato proprio perché, con l'esperienza del mezzo precedente, che magari si potevano utilizzare 2 o 3 lettini durante la pandemia, questo si possono utilizzare tutti e 4. Ha degli spazi importanti, come si diceva, una tecnologia importante, ma soprattutto garantirà una raccolta di sacche importanti, anche queste, perché faranno sì che, appunto, soprattutto in una pandemia o soprattutto in momenti di emergenze, possiamo dire terremoti o, come è stata utilizzata l'altra moteca, in caso di eventi appunto climatici, si riesce a sopperire ai centri trasfusionali. Un nuovo mezzo grazie anche al contributo dell'industria per essere sul territorio, insomma è una cosa che riguarda la sanità in generale, è un avvenimento importante. Sì, questo è un momento molto importante e credo fa parte della tradizione di questa terra, e questo mezzo rinforza questa tradizione fortissima che dobbiamo valorizzare ma anche tramandare, continuare nel tempo alle nuove generazioni. Questo credo sia il messaggio importantissimo. È un messaggio di dono, è un messaggio di comunità, è un messaggio di attenzione agli altri, e credo questo sia grande valore che oggi viene celebrato sostanzialmente e che dobbiamo tramandare. Ingegnere Benedetti, la social responsibility c'entra, ma qui c'entra un legame di lunga data con i donatori di sangue, lei l'ha sottolineato in maniera anche abbastanza sentita. Sì, il legame
è un legame che viene dalla nostra sezione donatore di sangue della Danieli, che esiste dalle origini, sentito, generoso, e quindi vuole essere, come ho detto, semplicemente un grazie delle persone che fanno un atto importante spontaneamente, cosa che non è così scontata oggi, no? E come avete sentito, il Friuli è tra le province, tra le regioni che ha una percentuale più alta di donatori, anche e soprattutto tra i giovani. Per questa edizione è tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale che torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio, arrivederci.